Il consigliere comunale del Partito Democratico di Agrigento, Giuseppe Arnone, interviene a seguito dell'annuncio del sindaco di Agrigento, Marco Zambuto, di estromettere dalla giunta comunale gli assessori del PDL. L'intervista di Carmelo Lazzaro. Lei critica la decisione del sindaco di Agrigento Zambuto di licenziare, tra virgolette, gli assessori del PDL. E da cosa nasce questa critica? Io sono francamente preoccupato ed amareggiato. Marco Zambuto ha degli indubbi meriti che io gli riconosco, si è grandemente sacrificato per la città, perlomeno fino ad un certo periodo, poi mi pare che ha perso la bussola politica. Io adesso potrei essere soddisfatto del vantaggio che Zambuto mi sta dando da candidato sindaco, quale io sono in competizione con Marco. Mi sta dando un grande vantaggio, sta dicendo a chiare lettere che lui ha fortemente cercato il rapporto con i berlusconiani, cioè con Angelino Alfano, e questo suo progetto di diventare il candidato di Alfano è fallito, ed essendo fallito mette fuori dalla giunta i berlusconiani, cioè in primo luogo l'assessore Giuseppe Putrone. Tutto questo, come dire, andrebbe elettoralmente grandemente a mio vantaggio, spiega in modo solare ai cittadini molte cose della politica agrigentina. Invece è grande la mia preoccupazione, grande la mia amarezza, perché Giuseppe Putrone, al di là diciamo delle sue appartenenze politiche, è un assessore al di sopra dei partiti che ha operato in questi 2 anni facendosi apprezzare da tutti in un settore chiave della vita agrigentina, la solidarietà sociale, cioè i poveri, coloro che stanno male, e adesso questo settore viene decapitato e per qualche mese sarà praticamente in balia di se stesso. Non dimentichiamo che io ho anche denunziato fatti gravissimi all'interno di quel settore, un funzionario rilevante di quel settore con una condanna per molestie sessuali nei confronti di persone che andavano in quel settore per ottenere i loro diritti di cittadine povere. Ora, tutto questo mi preoccupa enormemente. Mi guida l'interesse per la città di Agrigento, l'amore per la città di Agrigento, e credo che queste scelte partitiche, faziose di Marco Zambuto non solo annebbino il profilo bello che io ho riconosciuto a Marco Zambuto, ma soprattutto creano una situazione largamente dannosa per l'intera collettività agrigentina. Queste sono le ragioni che mi spingono a chiedere pubblicamente a Zambuto di fare un passo indietro. Concluda la sua esperienza amministrativa nel modo più dignitoso, la concluda nel modo più utile agli agrigentini, e credo che mantenere Giuseppe Putrone vada in questa direzione.